Tutto comincia con 2000 metri quadri di terreno dove non c'era nulla, che il marito aveva ereditato da suo padre. Terreno brullo, spoglio, arido, come si trovano ancora oggi sul nostro territorio. Non aveva nemmeno una casa e c'erano solo le fondamenta. E per velocizzare i tempi si fanno costruire, edificare un prefabbricato. E qui c'è l'evoluzione della costruzione del prefabbricato e siamo nel 67. Successivamente comincia, una volta terminata e potendovi abitare, lei comincia a organizzare lo spazio esterno con tutta una serie di flora che trovava sul territorio, perché a quell'epoca né vivai né fioristi c'erano sull'isola, quindi recuperava piantine e questa è lei che già all'inizio curava con passione tutta la sua. Il marito anche lo metteva all'opera a innaffiare la sera tutte le sue piantine. E qui siamo ancora negli anni 70, quando negli anni 80 edificano la propria abitazione invece con la pietra di Favignana, con la calcarenite. Negli anni poi successivi acquistano tutto questo lotto di terreno che costeggiava l'abitazione, che poi sarebbe tutto questo in superficie. Si comincia poi nell'87 l'acquisto delle prime cave. Ecco, nell'87 le cave, il primo lotto di cave che hanno acquistato, avevano terminato l'estrazione e si presentavano in questo modo. Successivamente, nel 98, acquistano l'ultimo lotto di cave e come vedete, come dicevamo anche prima, le cave un tempo a Favignana venivano riutilizzate, questi spazi, questi antri, come discariche e questa è la testimonianza. Nel 98 l'acquisto da parte della famiglia di questa specie di discarica. Questo è l'inizio di tutto il recupero di questa area e di questo giardino che adesso andiamo a vedere, la trasformazione che è stata realizzata. Buongiorno ragazzi, siete arrivati a Villa Margherita, vi aspettavo. Io sono Ancilla Finazzi, faccio l'accompagnatrice alla fruizione del territorio e collaboro con i signori Campo, i proprietari e la signora Campo, in particolare la signora Gabriella, creatrice di questo giardino dell'impossibile. Collaboro, dicevo, con lei dal 2004, da quando ho deciso di aprire tutta questa area alle visite per i turisti. Sono di origine bresciana, vivo però sull'isola ormai dal 2001, sono residente su questa meraviglia dal 2001. Ora vi accompagno a vedere queste meraviglie. Quello che stiamo osservando ora sono le cave tagliate meccanicamente. Lo possiamo osservare dalle tracce lasciate sulle pareti. Quei segni neri che visualizziamo sulla parete sono proprio tagli effettuati con questo macchinario che avevano introdotto verso la metà del 1950, adibito proprio al taglio della pietra. Un macchinario che veniva fatto scorrere su delle guide dove grazie a due seghe circolari andavano via via spingendo e tagliando in senso orizzontale, poi ridimensionavano la guida, applicavano il taglio nella direzione verticale e infine ripassavano con un altro macchinario con un disco sottostante e tutti i blocchi venivano staccati. Comunque continuiamo la passeggiata perché poi all'interno osserveremo ancora meglio, capiremo ancora meglio queste differenze.
Bene, ora siamo arrivati al punto che è definito dai pediatori carotaggio. Sembrerebbe un pozzo, ma bensì è il carotaggio era un tassello che i pediatori facevano nella pietra per verificare la qualità del prodotto prima di iniziare a tagliare un ampio territorio. Come vedete si vedono bene tutte le tracce dell'attrezzo che usavano per tagliare la pietra, la mannara, che poi la vedremo esposta giù nei giardini in maniera più da vicino, e man mano loro partivano dall'alto, tagliavano questi blocchi chiamati cantuni. Partendo dall'alto iniziavano il taglio con la mannara e ogni piano di discesa formavano queste tacche che erano le loro scalette, in dialetto siciliano gli scannedri. Questi ponticelli che vedete sono stati eseguiti dai proprietari per collegare uno spazio di cava all'altro, perché le cave, come vi dicevo, partendo dall'alto tagliavano andando a scegliere la pietra di qualità, quindi si potevano creare dei vuoti. Bene, siamo entrati proprio nella cava, quella più antica, quella acquistata dalla proprietaria nel 98. Immaginatela come, a parte che l'avete già osservata nell'album prima di scendere, piena di scarica, piena di rifiuti di ogni genere, quindi trasformata dal 98 fino al 2000 da discarica a questa meraviglia di verde e di oasi. I pediatori partivano da un angolo e con questo attrezzo mannara, che vedremo poi esposta più avanti, tagliavano, come vi dicevo, questi blocchi della misura standard. Partivano da un angolo, la mannara è formata da una parte in ferro, da un lato è appuntita, ricorda un piccone, il lato opposto è piatto, ricorda una zappa. Con la parte appuntita incidevano tutto il perimetro del blocco e possiamo osservare tutte queste striature sono proprio i tagli inferti nella pietra. Con la parte piatta invece, la parte opposta a quella appuntita è piatta e ricorda una zappa, con quella altrettanto affilata iniziavano il taglio sottostante e poi il manico della mannara, essendo regolare, fungeva da leva, perché una volta fatto il taglio inserivano la parte in ferro con una parte di manico e muovendolo il blocco si staccava. Ecco perché a volte incontriamo sulle pareti gradini e sbalzi dovuti proprio allo stacco del blocco dalla parete. Ecco, questa parte di cava, che è anche abbastanza suggestiva come geometria, ci dimostra che i blocchi tagliati potevano essere di altre dimensioni rispetto a quello standard. Quello standard lo chiamavano cantuni nel dialetto favignanese. Questa invece ha una forma, il blocco, di 75 cm in lunghezza e 50 profondità. Perché cambiava e perché anche, come vedete dal colore, la differenza della concrezione della pietra e della calcarenite. Andavano ritagliando quella che era per loro la parte più dura, più compatta della pietra, quella che loro definivano a volte cappellaccio, perché era utile invece per fare le fondamenta delle case. E a volte questi blocchi di questa dimensione 75 venivano anche usati per la costruzione degli edifici delle famiglie nobili. Se guardiamo in paese Villa Florio, Palazzo Florio o la sede del municipio in Piazza Europa, vediamo e osserviamo che nella costruzione presenta blocchi da 75, non da 50. Ecco, in questa stagione il giardino è splendido perché il giardino presenta bellezze in ogni stagione dell'anno. Certo, stiamo arrivando all'apertura della stagione primaverile, quindi le fioriture cominciano ad apparire, non troveremo tutto fiorito, però anche solo la varietà
di verde che presenta questo luogo già ci riempie di meraviglia e di stupore il nostro sguardo e i nostri occhi. Questa macchia di colore viola, ad esempio, è formata dalla poligala, la poligala mirtifoglia. Il nome è dovuto proprio alla forma della foglia che ricorda un po' quella del mirto. Invece le bacche che coronano questo arbusto, queste bacche arancioni rimaste, è la Durante erecta. Diverse, sono più di 150 specie in questo giardino che possiamo trovare come esemplari botanici, che provengono da ogni parte del nostro globo. Ci sono ancora anche piante autoctone, tipiche dell'area mediterranea, ma anche altre specie che arrivano da altri habitat. La parete diventava per i riatori il loro libro contabile, venivano pagati a cottimo, quindi il guadagno della giornata era formato dal numero di blocchi che riuscivano a tagliare e nella cave lavoravano 3 persone, c'era il piriatore che tagliava la pietra, i picciotti, generalmente bimbi, ragazzini che venivano ad aiutare spostando i blocchi e accatastandoli, e poi c'erano i carrettieri che arrivavano con i loro carretti di legno trainati da muli asini, venivano a caricarsi il materiale per portarli agli scali a mare. Segnavano con queste incisioni i viaggi dei carrettieri, quindi ogni viaggio un'incisione, a fine giornata moltiplicavano il numero dei viaggi per il numero dei blocchi trasportali e il totale veniva inciso sulla parete. In questa grotta i proprietari hanno esposto alcune sculture di Rosario Santa Maria, nome come lo chiamavano sull'isola Zusarino. Questo signore è morto nel 92, aveva più di 90 anni, ha fatto per 40 anni il piriatore e amava, ed era un artista, amava scolpire, tutto ciò che lui trovava sull'isola lo scolpiva, in particolare la pietra scolpiva visi. Questo centrale è un suo autoritratto. Era una persona meravigliosa, un artista quindi molto creativo, molto fantasioso, molto estroverso, a volte veniva anche deriso nel passato in paese. Ma era una persona amante già della natura e del rispetto, era uno dei primi ecologisti che io nell'85, la prima volta che venni a Favignana, incontrai sull'isola, perché si vestiva con magliette dipinte da lui dove c'era e scriveva: rispettate l'isola, amate l'isola, pulite l'isola. A distanza di 40 anni sembrava un profeta. Anche questo angolo lo trovo affascinante perché, vi dicevo, nella ricerca della selezione della pietra i piriatori lasciavano questi pilastri. Tutta questa suggestione di resti di lavorazione e queste geometrie nella ricerca del prodotto di qualità mi ricordano un po' le geometrie dell'architettura, mi richiama alla mente le geometrie dell'architettura delle civiltà passate. Questa la proprietaria l'ha voluta chiamare la Grotta del Presepe, tanto è vero che per completare questa immagine ha allestito in questa nicchia, ha posizionato altre sculture di Rosario Santa Maria di Zusarino. C'è un asinello che gli manca le zampe posteriori erose dagli elementi naturali e il bue invece che è stato eroso nella parte della testa. Qui abbiamo modo di poter osservare
non solo la bravura di questi piriatori, ma la maestria, la professionalità. Hanno eseguito questi tagli trasversali proprio per dare sicurezza a tutta la struttura, scaricando il peso del soffitto lateralmente. E sono metodi, i piriatori erano persone umili, povere, non avevano lauree in ingegneria e in architettura, ma questi metodi di ritaglio sono ancora utilizzati nell'edilizia e nella costruzione di archi. Grazie a tutta l'umidità sulle pareti si sono formati i licheni che danno proprio questa colorazione sul verde punteggiata di marrone e di nero. Da laggiù vi invito a scendere perché da laggiù avete una bella prospettiva anche sul giardino. Qui abbiamo modo di vedere, il proprietario ha voluto posizionare questi blocchi per mostrarci come proseguivano nell'edilizia e nelle costruzioni delle abitazioni. Innanzitutto osserviamo che il blocco ha la misura standard, che vi dicevo usavano il palmo della mano, quindi 25 è l'altezza, 50 cm è la lunghezza e altri 25 la profondità. Altra cosa che potete osservare è la compattezza, la concrezione, quindi la qualità, era questo il prodotto che loro ricercavano. Certo, l'impronta che troviamo su questi presenta l'impronta del macchinario, sono stati tagliati meccanicamente, però la dimensione era proprio così. E poi il lavoro veniva poi sigillato con la calce, che anche quella era formato con la malta, che anche quella era formato col materiale che si creava nell'estrazione. Usavano la polvere creata, la sabbia creata dalla calcarenite, mescolando alla calce formavano la malta. Insomma, questo per dirvi che nel passato nulla si sprecava. Non è la società dello spreco che abbiamo ancora oggi e che purtroppo ci sta facendo anche pagare le conseguenze di questa non conoscenza di tutti i rifiuti e l'abbandono che abbiamo creato sul nostro pianeta, ma un tempo si recuperava tutto. Ecco, questo è un esempio di albero tipico, sono autoctone del Mediterraneo, è un carrubo, nome botanico Ceratonia siliqua, è meraviglioso e dall'ampiezza del tronco potrebbe essere anche un albero secolare. La proprietaria, quando ha recuperato questi spazi liberandoli da tutta l'immondizia, mi diceva che era già presente nella cava, era in uno stato di abbandono e di degrado totale, lei l'ha recuperato potandoli e concimando, tanto è vero che è ancora qui rigoglioso tra noi. Questo bellissimo esemplare di Euphorbia tirucalli. A me piace molto perché il particolare dei suoi rami così segmentati mi ricordano un po' l'espansione di un corallo ed è meraviglioso, è una sempreverde e le euforbie arrivano invece dai deserti africani. Continuiamo a passare da angoli sempre più suggestivi. Anche qui il passaggio che hanno creato grazie all'estrazione ci permette di entrare da questo lato, che sembra quasi di passare attraverso un canyon, e uscire e avere poi davanti agli occhi questa immagine, questo spaccato di prospettiva creata da tutte queste geometrie di piani diversi.
Ecco, con questo passaggio sempre creato dai proprietari, dove possiamo trovare appese alle pareti gli attrezzi, come vi spiegavo prima, gli attrezzi usati dai pigliatori per il taglio della pietra e le mannare. Avete modo di osservare, come vi avevo descritto, che sono formati da una parte in ferro appuntita e piatta. Oggi li vediamo rigiuniti, ma erano molto affilati. Quasi quotidianamente i pigliatori alla sera portavano a fare la filatina, portavano a far affilare la mannara. E come vi dicevo, vedete il manico in legno molto resistente e rettangolare perché fungeva da leva. Accanto alla mannara ci c'è anche lo zappone, che è quest'altro, e questo veniva utilizzato, anche questo affilatissima la lama, veniva utilizzato per scalzare i blocchi di grandezza superiore, quelli utilizzati per le fondamenta. Con questo passaggio noi adesso lasciamo le cave manuali e entriamo in quelle meccaniche tagliate con i macchinari. La selezione della pietra, la pietra di qualità da quella scadente, veniva eseguita dopo il taglio. Ecco perché gli spazi delle cave meccaniche risultano molto più ampi, senza tutti quei giochi di armonie, di passaggi e di geometrie tra pilastri e pareti. Dopo queste bellissime immagini di luoghi che ci riempiono il cuore, gli occhi per la sua bellezza, per il fascino, ma che ci creano anche emozioni per il nostro cuore, accanto a un corbezzolo che appartiene, questa meraviglia di albero che appartiene anche questo alla nostra flora mediterranea, io vi saluto. Vi mando un caloroso saluto e vi aspetto per accompagnarvi con molto piacere in questa bellissima passeggiata dove incontrerete cose meravigliose ed emozionanti. Grazie e a presto.